Coldiretti oggi sottopone ai prossimi candidati alle presidenze della Regione del Veneto di fare essenzialmente due cose: di assumersi il coraggio di scelte difficili e impegnative per la nostra agricoltura e di mettere maggiori risorse a favore del nostro comparto. Oggi un euro speso in agricoltura anche da parte della nostra Regione del Veneto è un euro a favore di tanti altri settori che con noi hanno a che fare, dal metalmeccanico al chimico, dal tecnologico, fino a passando ai nostri collaboratori e alle persone che abbiamo a noi vicino. Dobbiamo fare degli interventi strutturali e non dei bonus a pioggia per garantire la bontà delle nostre terre. Siamo nati così salvando le terre, la Repubblica Veneta ha fatto dell'identità agricola la sua forza, dobbiamo riprenderla. Dal punto di vista economico dobbiamo poi creare delle importanti alleanze con i consorzi di bonifici che troppo spesso hanno supplito a determinate azioni infrastrutturali e un sistema di alleanze con il sistema creditizio. Penso a una semplificazione burocratica di Avepa, per l'Agenzia Veneta per i pagamenti, e un'alleanza che metta a regime un fondo di rotazione che renda possibili gli investimenti. Creando questa struttura la nostra agricoltura veneta potrà veramente fare il salto di qualità, perché i prodotti sono ottimi, le persone che ci lavorano sono delle vere eccellenze. Ritengo che l'agricoltura possa essere proprio l'attività economica dalla quale ripartire per uno sviluppo del Veneto. Dall'agricoltura poi nascono forme di agriturismo, nascono forme di cooperazione sociale. Abbiamo purtroppo tanti nemici, sia nel Veneto sia nel nostro paese, che guardano a questa ricchezza, questa unicità che a partire dal Veneto innerva tutta l'Italia. Il settore agroalimentare è per noi una delle ricchezze, assieme alla cultura, assieme al turismo, che caratterizzano il nostro paese nel mondo. È chiaro che questi attacchi arrivano principalmente dalle multinazionali, dell'economia, dell'agroalimentare, del cosiddetto food, e abbiamo un'Unione Europea che è assolutamente matrigna nei confronti del nostro paese e del Veneto in particolare. È un attacco economico, è un attacco sociale, è un attacco anche culturale. Si lavora anche con lo spopolamento delle colline, con lo spopolamento delle montagne, con lo spopolamento delle zone rurali, di fatto mettendo gli agricoltori in una condizione di grande difficoltà. Il mondo dell'agricoltura è quello che più di tutti riesce ad impiegare le risorse. Il complemento di sviluppo rurale 23-27 è stato già totalmente speso. Alcuni fondi potremmo destinarli in aggiunta per rifinanziare l'iniziativa Primo Insediamento per tantissimi giovani imprenditori che fanno parte di questo settore e che rendono lustro al nostro territorio. È assolutamente fondamentale garantire filiere forti anche nelle strutture pubbliche, garantire e potenziare i mercati contadini e soprattutto l'agricoltura come veicolo sociale. Io punterò molto su questo fatto. L'agricoltura può essere un veicolo sociale importantissimo che si collega al mondo della scuola, al mondo del lavoro, anche al mondo dell'invecchiamento attivo con l'iniziativa degli orti sociali, e garantire una coesione sociale importante, quindi potenziare anche le iniziative collaterali, oltre ovviamente a incentivi economici nei confronti del mondo agricolo. Oltre a questo è assolutamente fondamentale un forte coordinamento con le strutture legate al mondo fitosanitario, altra iniziativa richiesta ovviamente dalle associazioni di categoria, e favorire la vivificazione delle lagune per il mondo pesca.